E nello scontro politico e sociale a difendere il regolamento regionale con la richiesta agli immigrati non comunitari è proprio lei, Elena Donazzan. Nessun caso di razzismo, dice, è l'applicazione di una norma nazionale. Nessuna discriminazione perché si tratta di una legge dello Stato che è lì dal 1999 voluta dal governo D'Alema. Noi chiediamo semplicemente che non ci sia discriminazione tra i documenti e le certificazioni che devono portare gli italiani e quelli degli stranieri. Con il regolamento per i buoni libro, il Veneto ha chiesto ai comuni solo di confermare o meno e non di verificare di aver ricevuto dai richiedenti con cittadinanza non comunitaria il certificato o l'attestazione rilasciata dallo Stato estero di provenienza su eventuali redditi o patrimoni immobiliari o mobiliari legalizzati dalle autorità consiliari italiane, precisa la stessa Donazzan. Perché troppe volte proprio su questo tema si chiedevano delle risposte e la certezza dei documenti agli italiani e non agli stranieri. Così abbiamo tolto le discriminazioni. Il primo a discriminare è il Partito Democratico Veneto, che vorrebbe gli italiani sobbarcati di autorizzazioni e documenti e gli stranieri di eccezioni e proroghe. Noi sosteniamo che se c'è una legge la devono rispettare tutti. Conclude così e chiude ogni tipo di polemica Silvia Rizzotto, capogruppo della lista Zaia Presidente in Consiglio regionale.